streetnews.it. Ci siamo, le battute finali di una grandissima manifestazione a Santa Maria a Vico. Ci sono qua i componenti dell'associazione Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Parliamo col presidente Marco Vigliotti. Insomma, il programma di queste serate e soprattutto il grande impegno che ci avete messo nel realizzarle. L'impegno veramente è stato enorme, diciamo, abbiamo fatto un lavoro molto, molto lungo, non voglio dire faticoso perché alla fine ci siamo divertiti pure, però è un lavoro molto impegnativo, questo sì. Per quanto riguarda le serate abbiamo avuto una bella risposta di pubblico, sono molto contento per questo, almeno tutto il lavoro che facciamo non viene sprecato. Diciamo. Assolutamente, poi vedremo appunto con le immagini, con il reportage che verrà realizzato, quindi potranno anche gli amici che ci stanno seguendo rendersi conto di quello che è successo qui in Piazza Roma. La prima sera abbiamo fatto una sfilata di personaggi della Walt Disney, una parata. Una parata, è vero. Dopodiché c'è stato lo spettacolo, vero, in piazza? C'è stato uno spettacolo in piazza. Con i comici di Made in Sud, Ivano e Cristiano. Ivano e Cristiano che ci hanno deliziato con le loro battute e ci hanno fatto divertire. Questa sera invece c'è stata la corrida. Un bel format. E qui abbiamo il presentatore della corrida. No, ci siamo divertiti, mi sono divertito anch'io tantissimo perché hanno partecipato con tanto entusiasmo sti ragazzi. Sì, ma la gente di Santa Maria poi è molto calda da questo punto di vista, partecipa bene, sì. Domani sera avremo una cover band di Massimo Ranieri. Domani sera come ultima serata una sfilata di sbandieratori della città di Angri. Quindi un bel programma che la gente può seguire tranquillamente, quindi anche domani sera possono ritrovarsi sempre qui in piazza. E il fuoco finale, i fuochi d'artificio. La corrida questa sera a Santa Maria a Vico, abbiamo il secondo classificato Massimo Montanile. Ciao Massimo. Ho cantato La voce del silenzio di Massimo Ranieri. Sono un suo fan a livelli estremi perché mi piacciono molto le sue canzoni. Ok, grazie Massimo. streetnews.it, il secondo classificato Massimo Montanile. Il terzo classificato è un piccolo fenomeno, Michael Jackson, ovvero, eccolo qua, Gaetano Vincenzo. Ciao Gaetano. Ciao. Che hai fatto stasera? Com'è andata? Beh, è andata bene, ho esposto un mix Michael Jackson. Inutile dire che l'emozione di salire sul palco è stata una bella cosa. Devo ringraziare tutti coloro che hanno realizzato codesta manifestazione e la mia famiglia per tutto il sostegno che mi ha dato. Beh, grazie Vincenzo, ci troviamo prossimamente allora. Ok. È finita una grande notte, lo possiamo dire, soprattutto per voi. Ciao Luca. Ciao. Con il gruppo Sueno Loco, perché avete trionfato la corrida 2018 a Santa Maria a Vico, se la sono aggiudicati loro, questi piccoli ragazzi che però ci hanno messo tanta energia, è vero? Sì, è stata una serata straordinariamente fantastica, la piazza era gremita, un applauso va al comitato, va a voi che avete organizzato il tutto, sicuramente ci saremo anche l'anno prossimo, sicuramente ci sarete anche voi perché la corrida è stata un'iniziativa nuova a Santa Maria a Vico ed ha avuto un successo enorme. Benissimo, noi ti ringraziamo Luca e allora ti lasciamo ai festeggiamenti a questo punto con tutto il tuo gruppo di ragazzi. Grazie mille. Street News. Yeah! Ringraziamo allora il presidente Marco Vigliotti, grazie a voi, l'associazione, e sperando poi di ritrovarsi il prossimo anno. Grazie mille. streetnews.it, vai, si chiude con l'applauso, bene, grazie.